in collaborazione con FNP CISL Udine. Buon pomeriggio, eccoci puntuali come ogni mercoledì all'appuntamento con lo Sportello Pensionati. Vediamo subito chi sono i nostri ospiti. Oggi con noi in studio Francesco Barbaro dell'Ast CISL di Udine e Tiziano Manassone, FNP CISL, sempre dell'Udinese, e ricordiamo che Tiziano è anche agente sociale. Buon pomeriggio, grazie per essere qui. Oggi abbiamo anche un giovane, finalmente abbiamo un giovane. Questo è per rompere il ghiaccio, per cominciare, no? Per cominciare la nostra trasmissione. Io direi di partire proprio dai giovani, quindi anche le speranze dei giovani, perché ci sono le problematiche per chi deve andare in pensione o chi è già in pensione, però ci sono le problematiche anche di chi la pensione la vede ancora molto lontana, di chi sta ancora lavorando, le difficoltà di questo periodo, l'incremento in questi giorni della richiesta di cassa integrazione ordinaria, di FIS, soprattutto per determinate categorie, no? Soprattutto chi lavora nei settori del commercio, nel settore della ristorazione. Sì. Io direi di esordire proprio parlando delle problematiche attuali. Con questi argomenti, no? Che sono sicuramente attualissimi, e chiaramente sulla cassa integrazione ci sarebbe da dire tantissimo, in quanto chiaramente il blocco dei licenziamenti che va di pari passo all'estensione della cassa integrazione concessa alle aziende è un argomento scottante, anche perché nella nostra provincia ha impattato enormemente l'utilizzo della cassa integrazione ordinaria, in quanto abbiamo avuto diverse aziende che hanno utilizzato, devo dire la verità, quasi tutte hanno utilizzato anche a scopo cautelativo l'utilizzo della cassa integrazione. C'è da dire anche che la cassa integrazione ha impattato economicamente sulle famiglie dei lavoratori, in quanto chiaramente in alcuni casi l'assegno di cassa dimezzava di fatto anche la retribuzione. E in molti casi segnaliamo che i pensionati hanno aiutato veramente le famiglie in difficoltà di lavoratori in cassa integrazione. Io lo definisco praticamente il reale, il vero ammortizzatore sociale. Sono stati i pensionati in alcuni casi che hanno aiutato le famiglie a sostenere le spese. Un po' i pensionati fungono un po' da bancomat in tutte le situazioni. Adesso per far fronte aiutano noi i familiari e comunque anche a livello generale sempre prese di mira, almeno Tognutti, la Iris Morassi mi insegnano queste cose quando vengono in trasmissione e dicono noi siamo sempre il bancomat per tutti, devono sempre infierire sulle pensioni. Bancomat e ammortizzatore sociale reale. Bancomat e ammortizzatore sociale. Cioè, molti, devo dire, sono impegnati attivamente nell'aiutare appunto le categorie di lavoratori, ma anche economicamente aiutando le famiglie a sostenere le spese. Quindi dobbiamo dire che i pensionati in questa fase qui hanno aiutato tantissimo a sostenere a uscire da questa crisi, ed è anche vero che segnaliamo che la possibilità di estensione della cassa integrazione aiuterà sicuramente anche i lavoratori a evitare licenziamenti che purtroppo alcune aziende potrebbero oggi attuare, in quanto la produzione, i bilanci di molte aziende ancora non si sono assestati, per cui se non ci fosse stata questa estensione degli ammortizzatori sociali, che dobbiamo ancora vedere, ci sarebbero state tantissime procedure di licenziamenti collettivi. Ecco, io parlerei anche di questi accordi che vengono presi proprio in questo periodo, questi accordi individuali che fanno i lavoratori con i datori di lavoro per andare in pensione. E anche parliamo poi degli ultimi rinnovi contrattuali, però è importante capire anche questi accordi che prendono appunto i lavoratori per andare in pensione anzitempo. Esattamente, sono situazioni che purtroppo verifichiamo sul territorio, poiché chiaramente dopo 40 anni di lavoro in un'azienda, che sia edile, che sia metalmeccanica, il lavoratore non vede l'ora di uscire dal sistema produttivo, andare in pensione, cerca spesso e volentieri accordi sulla base anche di informazioni che riceve non dagli enti autorizzati come i patronati, ma da informazioni che catturano tramite
i media o tramite internet, e fanno dei conteggi e si mettono d'accordo su pseudo licenziamenti con i datori di lavoro, e poi verifichiamo sul campo purtroppo che non arrivano mai a raggiungere il requisito minimo, per cui si auto-esodano dal sistema produttivo. E in una fase dove il lavoro è difficile da trovare per un giovane, è difficile anche da trovare per una persona che ha più di 60 anni. Quindi noi chiaramente invitiamo tutti questi lavoratori, i lavoratori, a rivolgersi a professionisti in materia per gestire queste situazioni. Anche perché ricordiamo che oggi gli unici meccanismi che si possono utilizzare per agevolare lo scivolo, quindi per far andare in pensione i lavoratori prima, sono l'isopensioni, che purtroppo nel territorio della provincia di Udine è poco utilizzato, perché può essere utilizzato da aziende che hanno più di 1000 dipendenti. Ecco, appunto, perché adesso può essere utilizzato solo da aziende con almeno più 200... di 1000 dipendenti. più di 1000. Quindi oggi abbiamo pochissime. E quelle che hanno 250 invece? No, quello possono soltanto fare degli accordi su risoluzione consensuale con accesso alla NASPI per agevolare appunto l'uscita del lavoratore, ma tramite appunto accordi sindacali in sede protetta. L'isopensioni è un meccanismo che viene utilizzato dai nostri colleghi in giro per l'Italia, ma purtroppo per la dimensione delle nostre aziende in provincia è difficilmente attuabile, quindi diciamo che non abbiamo più quei meccanismi che avevamo una volta per gestire le uscite e gli scivoli sulla pensione. Passerei la parola a Tiziano. Tiziano, intanto come stai? Bene, bene. Non è tanto tempo, no, che ci siamo... Sì, no, un mese e qualcosa che ma siamo forse visti. anche di meno, Anche di sì. meno, sì. Forse anche di meno. E tante cose tenute in sospeso anche, no, dall'ultima volta. Sì. Cosa c'è? Allora, io dico prima di tutto le cose urgenti. Ecco, per i innanzitutto pensionati. le scadenze, le cose scadenze. più vicine. Allora, il 31 marzo scade il RED, che si chiama RED 2020, ma si riferisce ai redditi 2019. Sì. E così anche quelli che devono ancora dichiarare il RED del 2019 dei redditi 2018. Perché devono fare il RED? Perché queste persone hanno una prestazione previdenziale, quindi una pensione o un'assistenza legata al reddito, collegata al reddito. Quali sono queste? Per semplificare, l'assegno nucleo familiare legato al reddito, l'assegno sociale per chi è legato al reddito, la maggiorazioni sociali, la 14ª è legata al reddito. Tutti questi, se non fanno il 730 o l'unico, devono fare il RED, se no si troveranno la sorpresa che questa verrà, l'INPS gli darà una lettera e gli verrà ritirata questa maggiorazione o questa prestazione. Sì. L'altra cosa che è importante è sull'APE sociale. Quest'anno, come la quota 100, che termina il 31 dicembre, l'APE sociale è stata rinnovata solo per quest'anno. Questi non è l'APE sociale che aspettano uno, ho i 30 anni, sono invalido, posso andare. Bisogna prima di tutto fare un'istruttoria, cioè fare una domanda, c'è un modulo che ha il patronato e si fa una domanda all'INPS. L'INPS ha tempo 3 mesi per dare una risposta, quindi questa per chi volesse utilizzare questo strumento deve necessariamente fare questa istruttoria. L'altra cosa che è importante e che adesso vedo tante persone anche nei miei sportelli vengono a chiedermi notizie è che noi non possiamo neanche dare, perché è quello del CUT, del certificato unico, e quello dell'OBISM. L'OBISM tanti non sanno cos'è, è come la busta paga, cioè indica qual è il valore lordo della pensione, quali sono le trattenute, quali trattenute sono state fatte. E in più c'è anche il cedolino, cioè ogni mese le persone vorrebbero... Ecco, per queste cose, per il CUT si combina chi viene a fare la dichiarazione di redditi da noi. I nostri CAF di solito danno anche il certificato CUT alle persone. Io chiedo anche a quelli che vanno da altre parti, non so, altre organizzazioni lo faranno, ma altri so che non lo fanno, perché a noi succede tante volte di chiedere il CUT e non ce l'hanno. Di chiedere sempre, quando vanno a fare dichiarazione di redditi, una copia della dichiarazione di redditi, un CUT da tenere loro, perché può servire per varie cose che spiegherò poi anche. Quindi per chi viene al CAF non ci sono problemi, per gli altri c'è, come per l'OBISM e il cedolino, adesso c'è questa struttura telematica, il PIN, il SPID, la carta servizi, che però qui
La maggioranza dei pensionati che non usa la telematica e non sa neanche io. Lo ribadiamo ogni volta. Un esperto. È sempre il problema. No? Adesso le federazioni nazionali della CIS, della CGIL e della UIL hanno chiesto al presidente dell'INPS di trovare un meccanismo che, tenendo conto della segretezza e tutto quanto, permetta a milioni più di agevole, persone una cosa di avere più facile. agevole, che possano vedere, perché io mi vengono lì, ho l'altro giorno una persona 90 euro di meno il mese di gennaio. Io non so come, posso dire in sintesi che c'è in gennaio il conguaglio, che c'è il fatto che quest'anno la 13ª viene pagata uguale agli altri mesi perché le detrazioni sono inferiori al mese, ma non sono pratica sulle carte che noi abbiamo. Ecco, tu hai parlato di diminuzione, qui invece c'è un messaggio. Sì. Volevo chiedere, questo mese ho ricevuto 270 euro in più, preciso, ho la pensione minima, se posso capire perché. Quindi allora, qui è un caso opposto, 270 euro in più. Che pensione ha questo signore? Dice che ha la pensione minima. Lo so, ma bisogna vedere se lui ha avuto altri contributi che gli hanno ricalcolato, perché l'INPS quando ricalcola la pensione manda una lettera motivando perché quindi bisognerebbe vedere se lui ha ricevuto questa lettera, perché non è che automaticamente anche nelle detrazioni, tante volte anche nei conguagli gli manda una lettera, no, nei conguagli no, quando gli toglie dei soldi nella pensione di solito gli manda una lettera motivando, tante volte non si capisce bene, ma motivando il motivo per cui gli è ridotto la pensione. Così anche quando sono gli aumenti. Se non gli è arrivata, può darsi che arriva, però adesso ci sono state tutte quelli che hanno ad esempio l'invalidità al 100%, sì, che dai 300 euro che prendevano sono andati a 600 e qualcosa. Non so se questo è un caso di quelli lì. Bene, io a questo punto ricorderei ai nostri amici telespettatori che se vogliono possono intervenire in diretta, vedete il numero in sovraimpressione 0432 573517, oppure continuate a inviare messaggi al 393 186 1551. Ci facciamo una piccola pausa, ci ritroviamo tra qualche istante, rimanete con noi. Eccoci qui alla seconda parte della trasmissione, abbiamo appena ricevuto un messaggio. Io ho detto lo leggiamo, non lo leggiamo, lasciamo stare, e qui i nostri ospiti hanno detto sì, va bene, letto. Allora, complimenti per la vostra trasmissione, siete esaurienti, arrivate anche alle persone poco preparate, quindi bravi e voi due che sapete spiegare come stanno le cose. Tutto merito della conduttrice. Adesso qua cominciamo, no? Sviolinate l'uno con l'altro. Sentiamo invece chi c'è in linea. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Buonasera. Sono una signora vicino Udine e vorrei mettere in argomento non la cassa integrazione, neanche la pensione. Sì, certo. Sono pensionata di reversibilità. Vivo da sola, sono sorda, ho fatto domande all'INPS per l'invalidità, non me l'hanno data, nella lettera è scritto, le ricordo che avverso tale decisione posso presentare ricorso all'autorità giudiziaria, no? Dovrei andare in man di avvocati. Sono piena di dolori, ho la cervicale, perdo l'equilibrio, le terapie che faccio ora al Policlinico su 4 pago e 3 e una me la fanno gratis. No, ieri ho pagato il ticket 630 euro. Per il trasporto ho chiesto all'assistente sociale del mio comune che mi ha indirizzato al servizio prossimità e mi vengono a prendere, certo, quando posso, dato che è anche il periodo che viviamo, e sono volontari.
Mio figlio lavora, quando può mi accompagna. Non ho la patente, camminare posso un poco, il medico è distante da casa mia. Mi chiedo cosa devo fare per avere un supporto. Qui devo vediamo che cosa le mangiare dice o Tiziano. curarmi? Perché senta, questa telefonata a me costa, perché ho anch'io la mia dignità e il mio orgoglio. Grazie. Grazie a lei per aver chiamato. Allora, Grazie. Io non so quando ho fatto l'ultima volta la domanda di invalidità civile. L'ho fatta in settembre. In settembre dell'anno scorso. Da settembre mi è arrivata la risposta. In gennaio. Mi è arrivata la risposta il mese scorso. Febbraio. Adesso devo tornare a fare, devo aspettare 6 mesi. Ho l'apparecchio rotto. Allora, ci sono due soluzioni, signora. L'apparecchio per le orecchie, no? E lei sa benissimo che non sono 100 euro, sono carte da 1000. Sì. Lo so. Comunque, io non so cosa... Signora, le chiedo due cose. La prima, se vuole si può fare ricorso. Noi abbiamo al patronato un medico legale, però lei deve portare, purtroppo adesso con questo codice rosso ci sono difficoltà negli appuntamenti, ma bisogna prendere l'appuntamento e vedere che tramite il medico legale cosa ne pensa. Però a questo bisogna dargli, aspetti che le finisca, tutte le visite che lei ha fatto. In più l'altra strada, passati ormai, lei se a settembre, passati i 6 mesi, rifà la domanda di un'altra volta. Con tutto però, lei sa benissimo, è stata la visita, loro non gli fanno una visita, guardano le carte. Lei non so se ha portato tutte le carte, perché tante volte uno non si ricorda, so che oggi con tutte queste carte c'è da diventare... Sì, non si riesce tante volte a capirsi. Quindi lei deve magari anche fare gli approfondimenti sulla sua salute, cioè fare altre visite che può farle per chiarire meglio la sua posizione, perché se è andata magari con carte di 5-6 mesi fa, loro hanno visto le carte, loro non la visitano, loro guardano le carte, in base alle carte decidono cosa dargli. Prima cosa, aspetti che gli finisco. E quindi se lei ha avuto anche un aggravamento, io le consiglio di farsi tutte le visite e ripresentare la domanda. Se no, di fare il discorso del ricorso con il medico legale. Ripeto, adesso siamo in un periodo, anch'io che faccio il volontario, devo fissare gli appuntamenti al patronato e come stamattina avevo ancora altre carte da fare, ma c'era un altro già fissato dietro di me e ho dovuto aspettare la prossima settimana. È un po' un problema, speriamo che tra 15 giorni si risolva questa roba qua e di poter procedere. Ecco, per quanto riguarda poi la sua situazione, ci sono la possibilità di avere anche il trasporto gratuito, perché lei certamente ha più di 67% di invalidità. Ho 78 anni. No, non c'entra l'età, dipende il discorso dell'invalidità che gli ha riconosciuto l'INPS. Ecco, e dopo ci sono le protesi e ausili, certamente non gli danno tutto quello che spenderà, ma danno un contributo. Qui deve andare qualcuno per lei o lei demanda qualcuno in via San Valentino, no, dove c'è l'ufficio apposta delle protesi e ausili con le sue dichiarazioni di quello che gli hanno dato e una parte degli ausili gli vengono incontro. Ecco, poi le consiglio nella sua situazione, se non l'ha fatto, di fare l'ISEE, di vedere anche con l'assistente sociale la sua situazione, perché può darsi che lei può aver diritto anche al FAP. Per il trasporto la consiglio anche qui di andare dei vigili, non so a Udine in che zona è, dei vigili, per farsi anche
quella carta che si mette sulla macchina per poter parcheggiare. Però lei Così. non ha la patente, ma No, ha un figlio. non importa, quello è suo personale, qualsiasi che trova che la porta, ecco, la può mette esibire. sulla macchina e questi la parcheggiano fino a dove lei deve andare. Ecco, va bene signora, quindi lei segua queste istruzioni, va bene? Sì, difatti Pronto? ho avuto mio marito che adesso è morto, per 2 anni all'ospedale mi hanno sempre portato su quelli del comune Vede? che eravamo 3-4 volte al mese in ospedale. Ecco, Quello va lei bene, va tutto basta bene. chieda signora, non si faccia scrupoli. Non voglio avere la pensione, voglio, se può aiutarmi l'INPS almeno per l'apparecchio, perché Certo. sono migliaia di Certo. euro. Lo so. Signora, grazie per aver chiamato. Lei faccia quello che le ha detto Però Tiziano. faccia l'ISEE se non l'ha fatto, Ecco. signora, perché tutti anche questi apparecchi vengono dati il contributo in base al reddito che lei ha. Va bene? Grazie signora, non ce l'abbiamo più in linea. Abbiamo un messaggio, grazie per aver chiamato, buonasera signora. Per cortesia i requisiti necessari per app e social. Li dai tu? Sì, li dà Francesco? La Tiziano è più Facciamo preparato. Sì. È più perché- preparato? Tu sei più preparato invece Sì. per Io- contratti nuovi? Apprendo dal buon Tiziano queste... Stai apprendendo. queste- Ecco, quindi Adesso gli do velocemente tutti i diamo requisiti. i requisiti che servono per l'app sociale, che poi abbiamo detto che è in scadenza, no? Sì, Perché sì. con il 31 di dicembre Esatto. scade la possibilità di accedere a questa forma. Ce l'hai? Sì, sì, adesso che... Poi che intanto parli con Francesco, intanto Allora, tu ci c'eri. vogliono- No, ce l'hai, l'hai Non lo trovo trovato. anch'io. Allora, ci vogliono 63 anni per essere... ad esempio qua c'è anche inserita il discorso dell'app sociale, la quota 91, Ah, ecco. che riguarda le donne con 2 o più figli, 63 anni più 28 di contributi. Ci sono poi anche chi ha 63 anni e ha 30 anni cioè è invalido con 63 anni e 30 anni di contributi. Per le donne c'è anche il discorso dei 63 e 20 anni di contributi, però anche qui deve essere invalido, cioè c'è una combinazione, Sì. invalidità, contributi e età. Queste sono le 3 combinazioni, sono diverse cose sugli app sociali, ma soprattutto la maggioranza è 63 anni e 30 anni di contributi. Quella è la base da La cui base, partire. sì. Sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Io mi chiamo Michele, volevo sapere... Chiedo scusa, io chiedo un attimo in regia se Francesco ci può alzare un pochino qui non sentiamo perché tanto. sentiamo molto lontano. Ecco. Ecco, vediamo, intanto lei continua a parlare. Sì, niente, io sono Michele, niente, volevo sapere... Adesso io la c'ho sentiamo mia mamma- bene. Sì? Io ho mia mamma che, in poche parole, è quasi invalida, no? Dovrebbe fare la domanda di invalidità. Sì. Come devo comportarmi? Deve andare prima dal suo medico di famiglia e dopo andare al patronato? O... Sì, gli spiego Lei adesso. è pensionata e ci sarà una pensione minima. Allora lei per l'invalidità deve andare dal suo medico. Il medico fa il certificato di invalidità, con quella copia del certificato di invalidità subito gli dico che adesso hanno messo 90 giorni di tempo, ma più presto va e meglio è. Va dal patronato e il patronato spedisce la domanda se è un aggravamento, perché lei se aveva già l'invalidità può essere un... No, non c'è No, allora è la l'invalidità. prima volta. Allora fa la domanda di invalidità, deve ricordarsi anche che è meglio che il medico gli scriva anche handicap, perché se poi se questa sua madre, mi sembra che mi ha detto, ha bisogno anche di essere accompagnata eccetera, con quella, se viene riconosciuta, può usare i famosi 3 giorni di permesso per accompagnarla quando ha bisogno di cure o robe del genere.
Inoltre ricordi che quando va al patronato deve portare, oltre a quel certificato che gli dà il medico, anche la fotocopia di carta d'identità di chi la richiede, l'IBAN se non è già in pensione, no, perché deve poi essere... No, è in pensione, Boh, non importa, ma porti lo stesso, che è sempre meglio portare una carta in più. Se è vedova, basta che sia vedova, se invece c'è anche suo padre, deve portare anche, magari può portare la tessera sanitaria dove c'è il codice fiscale anche di suo padre. Sono tutte cose che richiede l'INPS. Ecco, loro gli faranno firmare un mandato e quindi adesso deve prendere l'appuntamento per anche queste cose. Sì, ho capito. E non gli viene toccato niente dalla sua pensione? No, non c'entra niente sul discorso della pensione. Ok, la ringrazio. Niente. Siete stati gentilissimi. Grazie a lei per aver chiamato. Ok, grazie. Grazie. Buonasera. Ho capito, grazie. Buonasera, buonasera. Francesco, parliamo di questi fondi sanitari di categoria, perché questa è una cosa importante, bisogna che i nostri telespettatori lo sappiano, che ci sono appunto queste possibilità, queste scappatoie. Esattamente, molti non sanno che all'interno del proprio contratto nazionale, contratto che viene applicato ai lavoratori nelle aziende, che siano metalmeccaniche, edili, chimici o del commercio, hanno dei fondi sanitari privati che vengono prevalentemente pagati anche dai datori di lavoro, e molti non sanno che molte prestazioni sono collegate direttamente anche a strutture private che non solo alleggeriscono il costo della spesa stesso, ma anche alleggeriscono anche l'attesa, diminuiscono l'attesa nel caso di alcune visite specialistiche che invece, contrariamente nel sistema pubblico, avrebbero tempi di attesa più lunghi. Quindi l'invito che vi facciamo è quello di sostanzialmente verificare qual è il fondo di appartenenza della vostra azienda. Poi successivamente, se non avete dimestichezza, perché ormai purtroppo tutto funziona tramite portale, gestire o farvi aiutare da un sindacalista o al patronato come si gestisce la richiesta delle prestazioni, e poi una volta che si fanno 2 o 3 richieste, poi diciamo che si diventa abbastanza, si ha dimestichezza sulle richieste. Questo alleggerirebbe anche il carico del sistema pubblico, che oggi chiaramente è intassato allo stremo dalla crisi Covid, e quindi diciamo che è anche un modo per agevolare chi invece non ha questi fondi e deve fare delle visite specialistiche. Gli artigiani hanno Sanarti, che tra l'altro copre anche le spese sostenute per i tamponi e anche delle indennità in caso di contagio da Covid. In alcuni casi addirittura coprono lenti, spese odontoiatriche, chi più ne ha più ne metta. Ecco, Ogni fondo praticamente ha delle sue caratteristiche. Ha delle sue caratteristiche. Abbiamo, io citando un po' quello dei metalmeccanici, praticamente copre tutto. Sulla parte odontoiatrica è un po' lento, però ha una serie di prestazioni che sono importanti. E molti lo utilizzano e sono soddisfatti, e riescono anche a... Faccio l'esempio, per esempio, di una risonanza magnetica o di un'ecografia che richiederebbe sul sistema pubblico 3 mesi di attesa, invece sul sistema, tramite questo fondo sanitario, addirittura in 1 o 2 settimane si riesce a fare una struttura privata, e anche a costo zero, perché sarebbe totalmente a carico del fondo stesso, che viene finanziato in parte dai datori di lavoro e in parte anche dal broker che gestisce il fondo stesso. Quindi l'invito è che informatevi, ecco, molti non lo sanno, è utilizzato pochissimo. E molti ce l'hanno e non ne usufruiscono perché non sanno appunto. Non sanno, poi purtroppo abbiamo verificato anche qui, dobbiamo tiratine d'orecchie ai datori di lavoro, perché in alcuni casi, siccome è un costo totalmente a carico dei datori di lavoro, molti datori di lavoro, non molti, alcuni diciamo, fanno firmare le rinunce ai lavoratori perché dicono non serve a nulla, quindi rinuncia, e così chiaramente il datore di lavoro risparmia 160-200 euro l'anno, che invece servirebbero al lavoratore per assistere lui e la sua famiglia. Ecco. Piccola pausa, ci vediamo fra poco, rimanete con noi. Sono un artigiano, leggiamo un messaggio,
che lavora in bosco. Ho cominciato a lavorare il 1° marzo 1980 a 15 anni, quindi precoce. Quest'anno sono 41 anni, è anche gravoso. Quanto devo ancora lavorare? E adesso, Francesco, prova a dare tu una risposta. Allora, sì, qua è una casistica a cui bisogna prestare la massima attenzione, perché molti fanno un ragionamento semplice, che in parte è anche un po' corretto, ma bisognerebbe comunque approfondirlo meglio, ripeto, con un patronato, con un professionista, perché nel momento in cui io ho lavorato un anno prima dei 18 anni e ho 41 anni di contributi, non è che in automatico vado in pensione E per ce n'è lavoro. un altro anche. Buonasera, mio marito classe 1963, lavoratore precoce, ad aprile ha 41 anni di contributi. Quando andrà in pensione? Quindi qui diamo una risposta complessiva. Quando hanno questi due requisiti, che sono l'anno prima dei 18 anni e hanno anche i 41 anni compiuti di contributi, bisogna innanzitutto andare presso un patronato e farsi dare un modello che si chiama AP116, mi sembra. Bisogna consegnarlo al datore di lavoro, che deve indicare la categoria INAIL del lavoratore, poi inviarlo all'INPS e verificare se quella categoria è all'interno di lavori definiti gravosi. Se all'interno di quei lavori gravosi, chiaramente il lavoratore può andare con il lavoro precoce a quota 41, oppure in alternativa se ha una percentuale di invalidità che supera il 75%, oppure se da 3 mesi che è inoccupato e non ha lavoro e 41 anni compiuti. Comunque questa è un'operazione delicata, invito tutti i lavoratori nel momento in cui compiono 41 anni, perché mi è successo anche di trovare persone, lavoratori che di default credevano che avevano maturato la pensione, hanno dato le dimissioni presso il loro datore di lavoro e poi si sono trovati scoperti perché Ecco, come quindi stavamo attenzione. dicendo all'inizio, no? Attenzione. Massima attenzione. Visto che mancano 3 minuti, quindi dobbiamo dire velocemente, io so che Tiziano voleva parlare delle successioni, giusto? Sì, no, più che un altro dei superstiti. Purtroppo in questo periodo succede che a me è successo 10 minuti prima di venire qua, che mi hanno comunicato che una persona già fatta la domanda 15 giorni fa di invalidità purtroppo è decesso. Allora, per i superstiti ricordo 2 cose. Già spiegato altre volte che il coniuge ha il 60% della pensione, che un figlio ha l'80%, però questo figlio deve essere minore, oppure deve essere studiare, quindi non lavorare, fino a 26 anni ha il diritto di avere questo 20% di pensione di superstiti, oppure inabile. L'inabile vuol dire il 100% di invalidità e deve essere stato a carico della persona decessa al momento del decesso. In più ricordo sempre sulle pensioni di reversibilità di guardare anche il reddito di chi lo chiede, perché proprio ieri mi è capitato un signore che gli è arrivata una lettera dell'INPS con 20.000 euro da ritornare, perché non è stato calcolato il momento in cui si è calcolata la pensione, e lì sono 2 anni adesso di maggiorazione che ha avuto e per chi la prende è veramente una cosa non facile da digerire. Quindi di guardare i redditi, perché non tutti hanno il 60%. Questo 60% poi viene collegato al reddito della persona che chiede, adesso non sto a stabilire, ma per qualcuno è niente, per qualcuno è il 25%, ma può essere anche il 50% di questa pensione di reversibilità che viene fatta. In più ricordo anche dei ratei maturati e non riscossi, cioè la 13ª si matura ogni mese, se uno come adesso muore in marzo ha diritto a 3 dodicesimi di questa, se c'è il coniuge che chiede la pensione di superstiti viene pagata lì. Se non c'è il coniuge, ci sono invece gli eredi e questi devono fare la richiesta all'INPS del pagamento dei ratei. Francesco, ce la fai in 40 secondi, anche meno, a parlare dei contratti? Velocissimo. Praticamente sono stati rinnovati parecchi contratti nazionali, l'ultimo è quello dei metalmeccanici che di fatto ha portato nelle buste paga dei lavoratori, porterà nelle buste paga dei lavoratori a regime 112 euro in più al mese. È un contratto innovativo perché cambia addirittura anche la modalità di classificazione dei lavoratori con la nuova declaratoria, nuovi livelli che verranno applicati. Al suo tempo è stato dato praticamente
un contributo in più per favorire la previdenza complementare con il fondo di categoria, che sarà sicuramente un pilastro per il lavoratore nel momento in cui andrà in pensione, specialmente per i giovani lavoratori che purtroppo all'orizzonte avranno pensioni non sufficientemente capienti a garantire la propria e dignitosa sopravvivenza. Quindi in questo caso qui la previdenza complementare è fondamentale, poi magari approfondiremo più avanti. Magari io spero che tu ritorni ancora in trasmissione. Grazie Isabella. Sono contenta, le nostre telespettatrici. Salutiamo quindi Tiziano Manassone, che ricordiamo far parte dell'FNP CISL dell'Udinese ed è agente sociale, e Francesco Barbaro dell'AST CISL di Udine. Grazie per averci seguito, ci vediamo la prossima settimana, sempre alla stessa ora. Arrivederci. Buona serata. Buona serata. In collaborazione con FNP CISL Udine.